Insieme al marito da finti operai, 75enne di Biancade di Roncade viene colta da un infarto, è grave in ospedale. I malviventi hanno derubato la coppia di soldi e preziosi per 5.000 euro. La rabbia del sindaco, atto spregevole. Paura nel pomeriggio a Treviso per una violenta aggressione in zona Sant'Agostino. Un gruppo di 5 giovanissimi ubriachi si scaglia contro un quarantenne colpendolo a calci e pugni, i ragazzini fuggiti subito dopo. Grave incidente stradale nella notte a Salgareda, schianto frontale tra due auto, feriti 2 giovani, un 22enne di Cessalto, lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Nel pomeriggio a Tarso i funerali di Giancarlo Gaio e della moglie Cesira, un cappello da bersagliere sulla bara dell'uomo che ha ucciso la moglie e si è tolto la vita, il parroco, gesto assurdo, tocca a noi riempirlo di senso. 6.000 leghisti in 46 pullman pronti all'appuntamento di Pontida di domani per difendere l'autonomia e Salvini sul caso Open Arms, e anche i mal di pancia su Vannacci e Orban spariscono in nome dell'unità. L'ultimo dossier sul consumo di suolo conferma il Veneto divorato dal cemento. Nell'ultimo anno 1026 ettari di nuovo suolo scomparso. Ambiente, cambiamenti climatici, cause e prospettive. Da venerdì 11 ottobre alle 13 torna l'appuntamento con Andrea Ferrazzi per parlare di sostenibilità e nuove opportunità. 2 pene nere trevigiane trovano a Nervesa la piastrina smarrita nel 43 da un alpino vicentino nel ritorno a casa. Il cimelio restituito ai figli dell'uomo morto oltre 20 anni fa. Inaugurate ufficialmente le fiere di San Luca a Treviso, divertimento ma anche sicurezza con la presenza costante delle forze dell'ordine. Il sindaco Conte cede la fascia a un bimbo, il piccolo Giovanni, da grande farò l'ingegnere delle giostre. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca e da quello che è accaduto a una coppia di anziani a Biancade di Roncade, truffati da finti operai. La moglie, colta da infarto dopo questo raggiro, è grave in ospedale. Purtroppo queste cose sono bruttissime, io non so cos'altro dire, perché è una cosa che ha sconvolto i miei genitori e soprattutto mia mamma, che ne ha risentito anche fisicamente. Colpita da un malore, un infarto post-traumatico, così hanno spiegato i sanitari dopo aver subito insieme al marito una truffa nella loro abitazione di Biancade a opera di 2 finti operai dell'acquedotto. Dopo il danno, il dramma per una coppia di via Erbe, entrambi 75enni, derubati dei soldi della pensione appena ritirata e dei monili in oro che tenevano in casa o addirittura addosso, come ci ha raccontato la figlia. I 2 anziani erano appena rientrati con la spesa quando si sono presentati 2 uomini con tute blu da operai e mascherine in volto. Prima si è presentata una persona che ha detto di essere un operaio dell'acquedotto e che praticamente stavano facendo dei lavori nella via adiacente e avevano per errore rotto un tubo del gas e quindi stavano controllando perché questo gas si stava propagando. In casa mancava l'elettricità che i 2 avevano probabilmente staccato prima di presentarsi alla porta, un raggiro orchestrato nei dettagli per sembrare realistico. Molto probabilmente hanno spruzzato qualche sostanza, qualcosa, perché loro hanno sentito un fortissimo odore di gas, che si sentivano male dall'odore da gas che sentivano. Hanno detto a mia mamma, prima ha detto meglio che si tolga l'oro che ha addosso, perché potrebbe, se succede qualcosa, si scotta. In fatalità, presi dalla situazione, mia mamma ha preso e li ha messi in un sacchetto e dopo lui gli ha detto però signora avete anche i rubinetti al piano di sopra, vado subito a controllare anche là, le tengo il sacchetto, ed è partito col sacchetto e nell'uscire ha anche rubato il portafoglio dalla borsa di mia mamma con tutti i documenti. A quel punto i malviventi, che comunicavano tra loro con i walkie-talkie, si sono defilati, forse aiutati da un terzo complice. Spariti soldi e preziosi per circa 5.000 euro. Presentata denuncia ai carabinieri, sembrava che il peggio fosse passato e invece la moglie si è sentita male tanto da venire ricoverata d'urgenza. Le sue condizioni sono serie. Purtroppo ci sono anche delle conseguenze che vanno oltre al danno morale, a tutto, ma questa cosa l'ha sconvolta e ha creato altri danni. Ecco. Un fatto gravissimo. Prima di tutto siamo vicini alla famiglia per quanto accaduto e auguriamo alla signora di riprendersi il prima possibile. Ho sentito il comandante dei carabinieri, il quale mi dice che stanno già indagando e stanno monitorando quelli che sono i targa system che ci sono sul territorio. Non possiamo assolutamente essere ostaggi di questi delinquenti e pertanto faccio un appello alla cittadinanza di fare la massima attenzione, di non aprire a nessuno e in caso chiamare sempre le forze dell'ordine.
Un 22enne di Cessalto è invece in fin di vita all'ospedale di Treviso dopo il tremendo schianto frontale fra due auto nella notte a Salgareda. L'alta velocità, l'asfalto bagnato e lo schianto terribile. C'è un 22enne di Cessalto in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello. Lotta tra la vita e la morte dopo essere stato estratto dall'abitacolo della sua Giulietta, distrutta nell'impatto. Le 2 di notte, via Argine Piave a Salgareda. Lo scontro è frontale tra la vettura del giovane e una Polo condotta da un 23enne di Oderzo, a fianco un coetaneo. Sono loro, feriti ma non in modo grave, a lanciare l'allarme. Il giovanissimo alla guida dell'altra auto è infatti incastrato tra le lamiere e non risponde. Saranno i vigili del fuoco a farlo uscire non senza fatica, constatando, assieme ai sanitari del SUEM, la gravità della situazione. L'elisoccorso del 118 porta il 22enne, intubato sul posto, a Treviso. Gli altri 2 giovani vengono ricoverati invece a Oderzo. Ai carabinieri il compito di effettuare i rilievi e accertare la dinamica di questo grave sinistro. E grande commozione questa mattina nella chiesa parrocchiale di Cavrie di San Biagio di Callalta per l'addio a Nicola Pillon, Pilli come lo chiamavano gli amici, morto a 32 anni in un incidente stradale in moto in Umbria. In tanti, malgrado la pioggia, hanno assistito dentro e fuori la chiesa all'ultimo saluto al ragazzo conosciuto in molti ambiti, dal volontariato a quello sportivo. La bara di legno chiaro, i fiori bianchi, ai piedi dell'altare le composizioni voluti dai familiari e dagli amici. Nicola Pillon lascia la mamma Michela, il fratello Emanuele, la nonna, gli zii e i cugini. E c'è stato anche l'ultimo saluto invece nella chiesa parrocchiale di Tarso a Giancarlo Gaio e Cesira Bianchet, coniugi trovati morti in casa, la donna uccisa con 2 colpi di pistola dal compagno che si è poi tolto la vita. È un gesto assurdo. Compito nostro sarà insieme con tra di noi, laici, sacerdoti, diavoli, cercare di capire come riempire questo gesto, che è e resta una mente, un gesto assurdo, riempirlo di senso. Si fa interprete del dolore grande e del profondo sgomento che hanno pervaso tutta la celebrazione dei funerali di Giancarlo Gaio e Cesira Bianchet, Don Francesco, parroco della piccola chiesa parrocchiale di Tarso. Giancarlo e Cesira, i coniugi trovati morti nella loro abitazione di Colmaggiore di Sopra la mattina del 26 settembre, uccisi da colpi d'arma da fuoco che lui ha rivolto verso di lei, la moglie, per poi togliersi la vita. E cosa ci sta insegnando, Signore, attraverso questa situazione? Questo è quello che dovremmo capire insieme. Ricorda la morte dell'unica figlia dei coniugi Gaio, Don Francesco, e chiede misericordia per Giancarlo, già provato da una salute precaria. Che accolga anche loro che dopo la morte della figlia Dorotea hanno sentito la vita come un peso insopportabile e in un momento di smarrimento hanno deciso di togliersela e di toglierla alla propria compagna. Le 2 bare di legno bianco escono dalla chiesa una dopo l'altra, il cappello da bersagliere sopra quella di Giancarlo, un mazzo di rose gialle per Cesira. In prima fila, sorretto da alcuni amici, commosso il genero Graziano che li ha trovati senza vita. Attorno a lui questo pomeriggio si è stretta un'intera comunità. La chiesa parrocchiale di Tarso a fatica ha contenuto le tante persone arrivate. Diverse sono rimaste fuori ad attendere i feretri, accompagnati dai vessilli dei bersaglieri dei comuni di Vazzola, Mareno di Piave e Conegliano. Al termine della funzione è stata recitata la preghiera del bersagliere. Anche il vescovo, Monsignor Corrado Pizziolo, ha mandato un messaggio alla comunità in una lettera letta ad alta voce. A noi che crediamo nel nostro Vangelo è sicuramente di grande consolazione sapere con certezza che il cuore di Dio, nostro Padre, è più grande in tutti i momenti di smarrimento, di oscurità e anche di errore, che la nostra povera coscienza umana può attraversare. Un bacio sulle 2 bare, la mano posata con commozione e quel ciao, sussurrato piano. I bersaglieri hanno consegnato nelle mani del genero duramente provato dalla doppia tragedia il cappello da bersagliere di Giancarlo. Queste dunque le immagini. Noi adesso andiamo alla cronaca di questi ultimissimi minuti. Ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato che si trova a Sant'Agostino, dove c'è stata una rissa poco fa con protagonisti, un gruppo di 5 giovanissimi a quanto pare, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, ad avere la peggio un 40enne colpito a calci e pugni. Lucio, a te, buonasera.
Buonasera Lina, buonasera telespettatori di Antena 3, sono con Nicoletta Piovesan di Imprese Unite, la Presidente, che sa tutto, nel senso che noi qui in questo momento ci siamo, per quelli che sono di Treviso è diciamo l'angolo delle Poste Vecce, per chi non lo sapesse siamo vicini all'Artistico, l'incrocio che vedete qui è l'incrocio con via Sant'Agostino e via Carlo Alberto, siamo proprio nel cuore della città. Alle 5:30 di oggi pomeriggio cosa è successo? È successo un disastro, in un pomeriggio di sole dove il commercio che ha necessità di tranquillità, di passeggiata, di gente che in armonia guarda le vetrine, entra dentro i negozi, eravamo a festeggiare i sindaci che stavano gareggiando la challenge del pomeriggio con il tiramisù e in un momento dico così di festa, di tranquillità, dei ragazzi ubriachi, minorenni da quello che si sa, hanno preso a pugni un signore, probabilmente anche lui alticcio, sì. E tutto questo è capitato qua dove vedi le strisce pedonali alle nostre spalle, cioè proprio nel cuore. Sembra che insomma ci fossero qui nel vicino bar, ci fosse stato qualche bicchiere di troppo, fatto sta che questi ragazzi hanno preso questo quarantenne, l'hanno letteralmente buttato fuori dal locale, gettato per terra, battuto la testa e sembrava che fosse morto quasi. No? Ma sì, sicuramente, perché comunque battendo la testa sempre il pericolo c'è. Ovviamente io parlo a nome di tutto il commercio di Treviso, siamo indignati di questa situazione, non tanto per l'amministrazione comunale che sta facendo il possibile, e io sono a stretto contatto con il sindaco Mario Conte, con tutti gli assessori di competenza per mantenere il decoro, la pulizia di Treviso, l'ordine, però chiediamo ancora maggiore sostegno da parte delle forze dell'ordine. Però c'è anche da dire che il locale, poi qui era un mare di vetri e voglio dire, sono i locali che poi danno queste cose e non vedono che la gente è alticcia. Il problema è dei locali, ma io mi chiedo se c'è un regolamento e non è un regolamento comunale, è per legge. Per legge io non posso dare da bere a un minorenne, lo fanno nei supermercati per routine, perché io gestore di bar e abbiamo alle spalle un bar, ma tutti i bar di Treviso devono farlo, ma per obbligo di legge. Non devo dar da bere a un minorenne, non devo dare a bere a una persona che mi arriva nel locale già alterato, non devo portarlo, adesso nessuno è cieco, non è corretto che vada a scapito di un'intera cittadina, del commercio di un'intera cittadina, dell'immagine che diamo noi ai turisti che vengono, perché è una città turistica bellissima, in un momento dove abbiamo bisogno dell'esatto contrario, abbiamo necessità di dimostrare che siamo una città ordinata e pulita e chiediamo assolutamente che i gestori dei locali rispettino le regole che ci sono, perché non è che devono inventarsele, ci sono e vanno rispettate, questo lo chiediamo a gran voce. Tra l'altro va detto anche che poi l'aggredito che è rimasto a terra, a un certo punto c'è chi si è offerto, chi ha chiamato le forze dell'ordine, che ha chiamato il 118 e pare che lui abbia addirittura mandato a quel paese le persone, quindi il tasso alcolico era davvero molto alto da ambo le parti. I ragazzi poi, alcuni sono stati dispersi, altri sono stati identificati, sono minorenni, 17enni, evidentemente alterati, insomma una condizione di ennesima rissa nel sabato pomeriggio trevigiano che non fa assolutamente ben vedere questa città, ma soprattutto mette un chiaro punto di domanda sulla situazione della sicurezza. Ripetiamo, comunque in questo momento l'aggredito è stato ricoverato al pronto soccorso, è un codice 1, ha un taglio alla testa, niente di grave. Certo è che questo episodio getta ancora una volta un dubbio sulla sicurezza in città. Ma più che la sicurezza, la consapevolezza di tutti quanti noi altri che gestiamo locali, negozi, ma soprattutto in questo momento faccio un appello a chi gestisce i locali pubblici, bar, ristoranti e quant'altro. Se vogliamo avere una bella clientela dobbiamo curare la nostra clientela e nel momento dobbiamo tutelarla, quindi anche a rinunciare a incassare quei 50 euro che ti sembra di cambino la giornata, invece no, perché peggiorano la giornata a tutta una città. Grazie, se non hai domande a te la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie alla tua ospite. Naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali ulteriori dettagli su quello che è successo. Andiamo avanti. I carabinieri di Cittadella hanno scoperto un traffico di droga tra l'altro a Padovana, Vicenza, Treviso e Cittadella. Molto particolare il modo in cui i clienti pagavano l'acquisto delle dosi. I carabinieri di Cittadella hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Padova per spaccio di stupefacenti in concorso. I carabinieri infatti hanno scoperto una fiorente attività di spaccio
tra dicembre 2023 e maggio di quest'anno, tra Cittadella, l'Alta Padovana e le province di Treviso e Vicenza. Le indagini sono partite dall'arresto ad agosto del 2023 di un uomo di Galliera Veneta, nuovamente arrestato nel gennaio di quest'anno, e dopo quest'ultima operazione i carabinieri sono risaliti ad altre persone coinvolte in questa attività. È stato calcolato che consisteva in circa 30 cessioni di droga al giorno. Uno di loro, in particolare, risulterebbe aver trafficato non meno di 150-200 grammi di cocaina a settimana, in tutto 2 chili nel periodo in cui è stato pedinato. Molto particolare il fatto che decine di clienti pagavano gli acquisti con bonifici bancari. Nel corso delle indagini, in distinte occasioni, i militari di Cittadella hanno eseguito 2 arresti, sequestrando cocaina, conti bancari e un'auto BMW. Andiamo alla politica adesso, vigilia del raduno leghista di Pontida, in 6.000 dal Veneto per mostrare compattezza intorno al segretario Salvini, facendo buon viso alla presenza dell'europarlamentare Vannacci e del presidente ungherese Orbán e tenendo come obiettivo l'autonomia. Quando si va a Pontida l'entusiasmo è sempre alto, è un momento di confronto anche con le altre province e con le altre regioni, comunque poi è un momento anche per noi per stare assieme, perché il viaggio in pullman verso Pontida è sempre un momento di grande convivialità. 46 pullman in partenza all'alba, 6.000 militanti dal Veneto a Pontida per il raduno che si dà l'obiettivo di mostrare la compattezza del partito intorno al segretario federale Matteo Salvini, su cui pende una richiesta di condanna di 6 anni per il caso Open Arms. Non è reato difendere i confini, la scritta sul palco: se l'edizione 2023 è stata quella delle spaccature, questa deve essere, almeno sulla carta, quella dell'unità. Noi siamo il partito che dopo Berlusconi persona probabilmente è stato più attaccato da tutto quanto un sistema giudiziario e anche informativo, perché qualsiasi cosa faccia la Lega non va mai bene. Il fatto che la Lega sia ancora un partito che con il sistema forse ha poco da spartire lo dimostrano anche queste cose. Il segretario trevigiano Coin respinge al mittente i mugugni per la presenza dell'europarlamentare Roberto Vannacci e del presidente ungherese Viktor Orbán. Chi è eletto, e parlo di Vannacci, ha comunque un voto popolare. Non dimentichiamoci che ha preso 500.000 preferenze, oltre 500.000 preferenze a livello nazionale, e che qui in Veneto, nel collegio del Nord-Est, gli eletti per volontà popolare sono Cisinte Vannacci. Se qualcuno non andrà bene, se lo farà andare bene. Il padovano Roberto Marcato si fa andar bene i nazionalisti Orbán e Vannacci per mera ragion di Stato. Ho poco a che spartire con Vannacci e con Orbán, dopodiché mi rendo conto che c'è bisogno di alleanze a livello europeo per fare le cose. I militanti, la base, sono concentrati sull'obiettivo autonomia, sottolinea Marcato. Adesso siamo all'inizio di questo percorso, le resistenze sono tantissime e noi dobbiamo essere lì in tanti per rompere queste resistenze di una parte di paese che è assolutamente conservatrice. Nel mirino anche il Partito Democratico. Vanessa Camani, capogruppo in regione, ha accusato il presidente Luca Zaia di aver escluso il Consiglio dalla trattativa. Non abbiamo fatto nessuna trattativa e che comunque voglio anche ricordare che ho un mandato del Consiglio chiaro che mi dà mandato ad andare a fare le trattative, visto e considerato che comunque la legge Calderoli permette di chiedere una trattativa su 9 materie. Ho capito che qualcuno vorrebbe che io ne chiedessi una o neanche una, io ne chiedo 9. Ora ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Parliamo di consumo del suolo in Veneto che continua, secondo la denuncia di Ance Veneto, che dai dati ARPA va calcolato che nell'ultimo anno sono spariti 1026 ettari di suolo. Serve una nuova legge, dice l'associazione dei costruttori. 1026 ettari di terreno spariti in Veneto nell'ultimo anno, una superficie pari a quella di oltre 1400 campi da calcio trasformata in cemento, a fronte di 287 ettari di suolo ripristinati. Il bilancio è di 739 ettari consumati, che si aggiungono a quelli degli anni precedenti, per un totale pari all'11,9% dell'intero territorio regionale, molto al di sopra della media nazionale, piazzando il Veneto al secondo posto in Italia dopo solo la Lombardia.
A denunciare il consumo di suolo nella nostra regione è a sorpresa l'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che pone l'accento su come gli interventi per la salvaguardia del territorio siano poco meno del 12% del totale appaltato in Veneto, per un importo che non va oltre i 30 milioni di euro. A livello territoriale Belluno si caratterizza come la provincia che in proporzione investe di più per interventi su infrastrutture e sulla salvaguardia del territorio, mentre le opere di edilizia civile ed industriale sono nettamente prevalenti nelle province di Padova, Verona, Treviso, Venezia e Rovigo. Secondo ANCE serve una nuova legge nazionale. Solo la regione, solo il comune può decidere che operazioni fare sul nostro territorio, perché lo conosciamo bene, ed è per questo che bisogna dare una mano dal punto di vista governativo ad avere il coraggio, per esempio, di andare a fare determinati cambi d'uso, soprattutto di aree industriali che non ha più senso avere in Veneto, che non ha più senso avere sulle nostre grandi città, perché una volta si avevano anche dei grandi complessi industriali in centro città. Bisogna ricostruire, riconvertirli, creare degli spazi verdi e creare quello che vuole veramente il cittadino. Ambiente, cambiamenti climatici, cause e prospettive. Da venerdì 11 ottobre alle 13 torna l'appuntamento con Andrea Ferrazzi per parlare di sostenibilità e nuove opportunità. Il cielo cambia, ma non a caso, il cielo cambia perché l'impatto antropico, come si dice, cioè l'attività umana, soprattutto legata ai combustibili fossili, ha cambiato strutturalmente il clima, ha cambiato l'ambiente, ha cambiato le temperature, e questo ha delle conseguenze che sono notevolissime. Se ci sono delle conseguenze, ci sono delle cause. Guardando le cause si possono trovare le soluzioni. Trovare le soluzioni analizzando le cause e non nascondendo la testa sotto la sabbia, perché il cambiamento è epocale sotto gli occhi di tutti. Venerdì 11 ottobre alle 13 torna l'appuntamento con Andrea Ferrazzi per affrontare insieme, come sempre con dati concreti alla mano, il presente e il futuro del nostro ambiente. La sfida più importante di tutte. Una nuova stagione che quest'anno avrà un titolo preciso: Ecovisioni. Visione vuol dire appunto vedere e vuol dire avere delle idee, e c'è bisogno, come l'aria, di avere delle idee per superare quello che sta avvenendo, per superare le crisi che stanno attraversando il nostro mondo. Sono crisi climatiche, sono crisi della guerra, sono crisi sociali, economiche, e allora dobbiamo avere la capacità di pensare al futuro, non solamente di rincorrere i guai attuali, magari chiusi in un pessimismo che rischia di aggravare la situazione. Ogni venerdì un tema ed ospiti di caratura nazionale, dalla competitività del nostro sistema di imprese nel percorso della transizione ecologica al rapporto sul consumo di suolo legato alle alluvioni, dagli esiti della COP29 alla piaga dei PFAS, dall'agonia dei ghiacciai al tema dell'energia e delle bollette, passando per i nuovi lavori legati al futuro della transizione. Non basta raccontare i fenomeni, anche quelli estremi, bisogna capire perché i fenomeni accadono e come si può governarli. La chiave è questa. Ogni venerdì dalle 13 alle 13:30 lo faremo, come sempre, con voi. Mezz'ora per capire il nostro futuro, è così? Mezz'ora, tutti insieme. Naturalmente saremo attentissimi anche ai contributi, come è avvenuto lo scorso anno, dei nostri amici che ci ascolteranno, e dobbiamo costruire insieme, sì. Dobbiamo fare esattamente questa cosa qui. Parliamo di sanità adesso, perché dopo il duro attacco della CGIL all'azienda sanitaria di Treviso risponde il direttore generale Francesco Benazzi, che ammette la carenza di organico ma nega alcun tipo di disorganizzazione nella programmazione delle sale operatorie. La sanità del Veneto maglia nera e Treviso non fa eccezione. La risposta del direttore generale dell'ULSS 2 di Treviso, Francesco Benazzi, alle dichiarazioni della funzione pubblica della CGIL impegnata in questi giorni in un tour in tutta Italia non è tardata ad arrivare. Tra i punti che hanno generato più amarezza nel direttore generale la contestazione da parte del sindacato della diffida ricevuta per interruzione di pubblico servizio e le dichiarazioni sulla sua presunta indisponibilità al dialogo. Avevano chiesto di poter andare a fare attività interna nei reparti durante l'orario di lavoro. Qua nettamente ci siamo opposti. È fatto bene Formentini, la direzione strategica, a dire di no, perché durante l'orario di lavoro i nostri collaboratori devono seguire le persone malate, non possono stare ad ascoltare la CGIL, che può parlare ai lavoratori quando vuole in qualsiasi altro luogo che non sia quello di cura. Conferma invece la mancanza di professionisti sanitari. Non abbiamo mai
negato il fatto che ci sia questa sofferenza, tanto che io ringrazio sempre i miei collaboratori, infermieri o SS medici, perché hanno un senso di responsabilità straordinaria. Diversi infermieri sono rimasti per scelta nelle case di riposo. Ai prossimi laureati, assicura, sarà offerto un contratto per ampliare l'organico. Sul fronte della disorganizzazione contestata nella programmazione, Benazzi risponde così. Le posso dire che non stiamo assolutamente gestendo male le sale operatorie. È chiaro che è un nuovo modo di gestire, dobbiamo adattarci. I lavoratori bravissimi sono stati preparati, hanno fatto un concorso e continueranno a farlo di adattamento a una gestione più veloce, però mi creda, non stiamo sfruttando i lavoratori con le sale operatorie, assolutamente no. Presentato a Villorba il progetto per la realizzazione di punti di soccorso digitale per adulti e anziani gestiti dai giovani studenti del locale liceo delle scienze applicate Max Planck, un'iniziativa di volontariato che dimostra come i giovani d'oggi non siano solo bulli violenti o assuefatti al telefonino. Perché lo fai? Perché serve alla comunità. Lo faccio prima di tutto per le altre persone, perché mi rendo utile in un certo senso, ma anche perché riesco ad imparare da queste cose. Per una formazione personale, ma anche per aiutare gli altri ad imparare. È un inizio per il volontariato, una cosa che ho sempre voluto fare, ma non sono mai capita da dove partire. Qualcuno potrebbe definirla la meglio gioventù, ma sicuramente questi giovani sono l'esempio che le nuove generazioni non sono composte solo di bulli, violenti o assuefatti al telefonino. Sono i ragazzi del liceo Max Planck di Villorba che si metteranno a disposizione delle generazioni più attempate, o come direbbero loro i boomer e gli X, per aiutarle a convivere con il mondo digitale. Un'idea nata 3 anni fa a Villorba per imparare a farsi la firma digitale, lo SPID, oppure scaricarsi da soli un referto clinico dal telefonino o anche semplicemente aggiustarlo. E gli utenti non sono mancati. Nel 2022 sui 150-160 persone, nel 2023 più o meno la stessa cifra. Abbiamo servito per esempio anche tanti extracomunitari che non avevano dimestichezza e molti ce li hanno girati anche il comune dei servizi sociali. Una scuola digitale per gli adulti, ma anche per i ragazzi. Com'è andata con questi ragazzi? Sono cresciuti più loro oppure i cittadini che venivano a imparare a usare il computer? È andata benissimo, sono cresciuti sia loro sia i cittadini, perché il nostro obiettivo era quello di unire le due generazioni, le nuove generazioni con le vecchie generazioni. All'interno del corso poi si è instaurato anche un rapporto d'amicizia tra nuove e vecchie generazioni, imparando qualcosa sia l'uno che dall'altro. Perché al di là di questa esperienza che da 3 anni è diventato servizio per i cittadini di Villorba e che da questo mese lo sarà attraverso i servizi comunali anche per Treviso, Carbonera, Maserata e Spresiano, il punto di soccorso digitale è l'occasione di dimostrare che esiste un'altra gioventù. Bisogna dargli fiducia, è questo che forse manca, no? Diamogli fiducia a sti ragazzi che loro ci ricompenseranno. E a proposito di ricompense, gli ideatori sottolineano. Quanto si paga? Ah no, è gratis, completamente gratuito, siamo tutti volontari noi, anzi non accettiamo neanche doni. E ora una storia che parte a Nervesa della Battaglia e arriva a Malo. Qualche giorno fa è stata riportata la piastrina militare ai familiari di Alfonso Migliorini, detto Lalo, un alpino maladense che durante il rientro a casa nel 1943 la smarrì proprio nel Trevigiano. Una storia di guerra, di rievocazione della memoria storica, di emozioni di una famiglia che ritrova un segno nascosto dagli anni e dalla terra, in questo caso del papà. Parliamo di una piastrina militare ritrovata e riconsegnata ai figli di Alfonso Migliorini, detto Lalo, morto nel 1999, alpino di Malo della divisione Iulia, che dopo il 1943, mentre rientrava a casa, la perse nel Trevigiano. A raccontarne la storia i figli Nadia, Luciano e Rosanna. È stato chiamato giovane, perché allora partivano giovane, e in Grecia e in Albania. Fortuna è stata che si è congelato i piedi e lo hanno rispedito a casa, fatto la convalescenza, passato questo periodo, lo hanno richiamato di nuovo sotto le armi e loro è andato in Francia e Austria. Da lì dopo sono partiti per qua, verso il nostro territorio del Friuli, e da lì hanno deciso di venire a casa perché sennò se lo trovavano e lo portavano in campo a Salò. È stato fatto prigioniero, ecco, è riuscito a fuggire. Ecco.
e verso la tradotta, dicevano una volta, questa ferrovia, e da lì piano piano a piedi sono arrivati a casa. Piastrina che è stata ritrovata da Fausto Zanata e Lino Bernardi dell'associazione Battaglia del Solstizio e riconsegnata ai familiari di Alfonso. Ci sono degli alpini del Narvese Battaglia che si dedicano a cercare questi reperti di guerra. E passando vicino a questa ferrovia hanno sentito suonare dei detector lì e hanno guardato bene e hanno trovato queste piastrine che per loro sono cose rare da trovare, di solito trovano pallottole, resti bellici, insomma, ecco, ora erano felici e vedono l'ora di contattarsi. Piastrina che ora campeggia su un quadretto vicino alla Croce al Merito di guerra con cui fu insignito. Qual è stato l'effetto che va fatto dopo tanti anni? La pelle d'oca. Emozionatissimi proprio, non ci aspettavamo una cosa del genere. Sarebbe stato bello se l'avessero trovata finché era in vita ancora. Ora voltiamo pagina, una giornata di cammino nella natura nel nome di Francesco. Tra le molte iniziative organizzate per celebrare San Francesco d'Assisi, oggi il pellegrinaggio di 15 km da Carbonera a Treviso fino al convento intitolato al Santo Patrono d'Italia. L'hanno chiamato trekking francescano, la camminata pellegrinaggio da Carbonera a Treviso nel nome di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Oh mio Signore, oh mio Signore. Tutti noi conosciamo Francesco, amante del cammino, perché a volte si dice scherzando, insomma, il cavallo di San Francesco è camminare a piedi. È un'occasione così proprio per vivere questa dimensione di contatto anche con la natura. Anche qui sappiamo quanto il Laudato Si ci parla della creazione e della possibilità di godere anche un po' del rispetto oltre che della contemplazione della natura stessa. Quindi questo cammino ci permette anche di vivere il senso del pellegrinaggio. 15 chilometri di cammino attraverso la natura partendo dal comune di Carbonera. Siamo orgogliosi di essere il primo comune della cintura urbana di Treviso a portare quest'anno l'olio che terrà accesa la lampada della pace per tutto l'anno. Una cinquantina i partecipanti che hanno potuto apprezzare la giornata di serenità, fraternità e lentezza nel segno del cammino. C'è chi ha già alle spalle una lunga esperienza di cammini in tutta Europa, che ha sperimentato oggi l'emozione. Serve per rinforzarsi lo spirito e anche il fisico, diciamo, questo è quello che serve. Diciamo che anche i cammini in questo periodo sono molto stati riscoperti e quindi anche questo contribuisce a far partecipare le persone. Noi ci siamo trovati molte volte da soli, hai tempo per riflettere, per pensare sulle tue cose e per darti un'idea di come sarà anche la vita. Ecco. Noi camminatori questa volta ci siamo trasformati in pellegrini, no? Perché padre Oliviero ci ha coinvolto in questa avventura. Siccome lui è un intraprendente, un gran camminatore, ha detto è la volta buona che facciamo qualcosa per Treviso e facciamo questo trekking francescano. Ho trovato una proposta interessante, dato il periodo in cui viviamo. C'è bisogno di fratellanza e di pregare per la pace. Per me in realtà questo pellegrinaggio è un pellegrinaggio, per questo scappo avanti, perché voglio silenzio e voglio pregare. Ho pregato tanto, anche per tutti noi. Un pellegrinaggio che ha alternato i momenti di cammino a momenti di riflessione e preghiera nel nome di Francesco e Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. E grande partecipazione ieri sera anche al concerto che si è tenuto proprio nella chiesa trevigiana di San Francesco. Tra le esecuzioni una prima assoluta dedicata al Santo d'Assisi e ad uno dei suoi fioretti più celebri, quello della Perfetta Letizia. Anche con la musica si prega? Sì, assolutamente, perché non dimentichiamo che dove arriva il suono, la musica, le parole si fermano. Il Beato Francesco, presso Santa Maria degli Angeli, chiamò frate Leone e gli disse: frate Leone, scrivi qual è la vera Letizia.
È l'inizio del componimento per voce e orchestra tratto dal Fioretto di San Francesco d'Assisi della Perfetta Letizia. Una prima assoluta, quella presentata al folto pubblico nel corso del consueto concerto dedicato al santo e presentato così da padre Oliviero Svanera, guardiano del convento trevigiano di San Francesco. Abbiamo titolato evento questo concerto, in particolare perché siamo nell'8° centenario delle Stimmate di San Francesco e ascolteremo in prima esecuzione assoluta un brano composto dal maestro Roberto Fabriciani, flautista e compositore, ispirato al testo francescano della Vera Perfetta Letizia. Un titolo che non deve confondere, ha spiegato padre Svanera, perché quel componimento arriva quando San Francesco, a 2 anni dalla morte, vive il momento più difficile del suo percorso. Perché i frati lo deludono, non sono all'altezza della vocazione che lui pensava potessero vivere, perché i frati sono quelli che sono, e oltretutto l'hanno un po' messo da parte. Sembra strano, ma funziona così anche a volte nella vita. Quindi Perfetta Letizia dove sta? Francesco, spogliato da se stesso, capisce dove sta la Perfetta Letizia, non nelle pretese, nelle attese, anche se a volte giuste, ma nell'essere lieti dell'avere l'amore del Signore. Un componimento, ma anche una vicenda tra fede e storia, a pensarci bene, sempre attuale. Io ti dico che qui è la vera Letizia. E qui la vera virtù e la salvezza dell'anima. E cambiamo decisamente pagina perché dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo, oggi pomeriggio c'è stata l'inaugurazione ufficiale, eccola qui, delle Fiere di San Luca che resteranno aperte in Prato della Fiera a Treviso fino a domenica 20 ottobre. Il sindaco Conte ha consegnato la fascia tricolore al piccolo Giovanni, 10 anni, in rappresentanza di tutti i bimbi. Un'edizione, quella del 2024, con delle novità: dall'impianto elettrico interamente rifatto e il GPL sparito dalle bancarelle all'insegna della sicurezza. Sicurezza al centro anche per quanto riguarda l'ordine pubblico, con controlli di polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e finanzieri. 74 attrazioni, 22 per i più piccini e 50 per i più grandi. E allora all'inaugurazione lo abbiamo visto il sindaco Conte, che scherzosamente ci ha raccontato le sue preferenze per le attrazioni da brivido. Ma stare in mezzo ai brilli che passano è un po' come fare il sindaco a Casugana? Sì, ha lo stesso brivido, però devo dire che qui gli artisti di strada sono davvero bravi e quindi mi sentivo sicuro. Poi c'ho il mio aiutante Giovanni, che è il vero sindaco qui alle Fiere di San Luca. Senta, ma quanto bisogna mettersi a Casugana a schivare i birilli? No, i birilli non si schivano mai. A Casugana i birilli si rompono. Senta, qual è la giostra che preferisce? Devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. Se una giostra col brivido, devo dire che le montagne russe non sono male, o anche questa che non so come si chiama, però io sono più romantico e quindi la ruota panoramica. Perché le montagne russe le vive ogni giorno a Casugana? Sì, dai, diciamo che non mancano i brividi, però sono più abituato agli autoscontri. Siamo allo sport, calcio, domani alle 15 al Tenni, la 7ª di campionato di Serie D per il Treviso, la sfida contro i trentini del Lavis, obbligatorio riprendersi dopo la pesante sconfitta di Adria. La squadra è un po' dispiaciuta, ma per il risultato di mercoledì. Però sono ragazzi intelligenti, forti, che si sono messi subito in testa di andare domenica a fare una partita importante contro l'Avis. Dopo la brutta batosta di Adria, se il Treviso non vuole vedere aprirsi il baratro della crisi, c'è da tenere un occhio all'infermeria, vedi i guai fisici di alcuni biancocelesti su tutti i Beltrame, e un occhio all'avversaria da non prendere sotto gamba. Al Tenni arriva il Lavis, che è vero viaggia nei bassi fondi della classifica, ma è reduce da una vittoria e un pareggio, proprio per questo può rappresentare un'arma a doppio taglio. Una squadra che sicuramente arriverà qua con entusiasmo, con voglia di mettersi in mossa. Sarà una partita complicata anche da quel punto di vista. Noi dobbiamo cercare di dimenticare l'ultima partita,
e fare la miglior prestazione di sempre. La partenza a razzo nelle prime 3 gare, poi le battute d'arresto contro Luparense e Adriese, oltre al pareggio col Bassano. Quello del Treviso è un giro sull'ottovolante e mister Cacciatore vuole tornare in discesa e non più in salita. Dopo la brutta sconfitta di Adria, pensare subito 2 giorni dopo a una partita, diciamo che aiuta. Sicuramente abbiamo preso una partita dove ci sono state delle mancanze, cercare di risolvere queste situazioni e portarle subito in campo domenica. E vi ricordo che non solo antiquariato in Borgo Cavour a Treviso, perché domani partono gli appuntamenti in calendario per l'autunno, in vista poi del Natale, per l'intera giornata. Domani, eccola qua la locandina, dalle 8 alle 19, Borgo Cavour, via Canova e via San Liberale si coloreranno dei colori d'autunno con la tradizionale mostra mercato dedicata ad artigianato, florovivaismo e sapori regionali, a cui si aggiungerà la Fiera Motori. L'evento è promosso come sempre dall'Associazione Artigiani e Commercianti di Borgo Cavour e via Canova. E adesso le notizie che arrivano dal Bellunese. E dunque il grande giorno è arrivato. Questo pomeriggio in centinaia dal Bellunese e dal vicino Trentino hanno partecipato alla MON, alla manifestazione evento per fermare il progetto della diga del Vanoi del Consorzio Brenta. Non è uno scontro fra la montagna gelosa della sua acqua e la pianura assetata, è una narrazione sbagliata. Dal palco il presidente della provincia Roberto Padrin puntualizza: la gestione della risorsa idrica è un affare estremamente complicato che non può essere trattato con superficialità. Sono da poco passate le 15 e già in centinaia si sono assiepati davanti al palco allestito nella piazza di Lamon davanti al municipio per riaffermare la contrarietà delle comunità, delle istituzioni bellunesi e trentine al progetto della diga del Vanoi. È il grande giorno, tanta gente, tante rappresentanze di tutte le componenti della società civile. Noi sappiamo che c'è la possibilità da parte del Consorzio di Bonifica di accedere a un finanziamento importante. Quello che vogliamo impedire è che si arrivi a quel momento. Consorzio Brenta che continua a rispondere picche alla reiterata richiesta di un incontro pubblico inviato dalla provincia di Belluno. Il nostro è un no incondizionato per motivi chiari, validi. Questa operazione non doveva neanche partire, visto che ci troviamo in un'area P4 che quindi ha dei rischi idrogeologici insormontabili. 5 ottobre 2024, 4 giorni esatti dall'anniversario del disastro del Vajont, il cui ricordo riecheggia lugubre a Lamon. Qui siamo a dire basta e a ricordare le parole di Tina Merlin quando dopo il Vajont disse: non è più ora di piangere, è ora di imparare. Crediamo che dopo 60 anni la lezione dovrebbe essere assolutamente acquisita. Quasi 8.000 le firme raccolte dai comitati che intendono organizzarsi con una carovana per consegnare le sottoscrizioni alla Regione Veneto. In piazza i rappresentanti della politica nazionale, regionale e bellunese. Noi dobbiamo tenere duro, lottare e cercare di contribuire anche nel corso dei dibattiti pubblici, in occasione dei momenti istituzionali, ad approfondire l'argomento. Il centrodestra, la maggioranza si esprimerà in modo contrario, secondo lei arriverà quel momento? Ma io credo che prima o poi si dovrà arrivare a una conclusione. È chiaro che chi rappresenta i territori che più avranno a beneficiare da questo, speriamo mai realizzato, progetto, sarà difficile convincerli a votare contro, però un po' alla volta stiamo cercando di lavorare per sensibilizzare tutti quanti gli altri colleghi che magari sono meno interessati. Zaia dice aspetta il parere dei tecnici, ma il parere dei tecnici è molto chiaro ed è stato scritto il 17 di luglio con una lettera dell'ingegnere Artico. Quella lettera parla chiaramente e dice che finché non c'è il rischio zero, la diga del Vanoi non può essere fatta. Oggi è una giornata importante per la questione della diga del Vanoi, perché dobbiamo ribadire che il territorio è assolutamente contrario e deve capirlo soprattutto un ente. Quest'ente è evidentemente la Regione del Veneto. Un progetto contrastato dalle più note associazioni ambientaliste nel pomeriggio alla MON assieme alla rappresentanza della rete studenti medi. Si tratta di un'imposizione non condivisa dai punti di vista istituzionali. In secondo luogo, questo progetto non ha valutato minimamente le conseguenze anche sociali, immaginiamoci quelle ambientali. Quanto vi spaventa questo progetto? Beh, tanto, su diversi fronti. Intanto è, come spesso succede, una decisione calata dall'alto, ma è anche per la costruzione proprio, è un grandissimo impatto sul nostro territorio.
territorio, su ecosistemi del territorio, e potrebbero esserci conseguenze catastrofiche per persone che abitano proprio nella nostra provincia. A Palazzo dei Rettori invece si è riunito il tavolo provinciale dei trasporti, convocato dal prefetto per fare il punto sui disservizi lamentati dagli utenti, studenti e lavoratori sin dall'avvio del nuovo anno scolastico, che è coinciso con l'introduzione dell'orario invernale. Alle segnalazioni giunte sia alla prefettura che alla provincia, Dolomiti Bus ha risposto con i dati delle sue analisi. Sono saltate 2 corse sulle linee extraurbane e 7 su quelle urbane, mentre la carenza di autisti e personale viaggiante si è ridotta rispetto ai numeri di un anno fa. Davanti al prefetto Rocco Berton, le parti hanno condiviso la necessità di ricreare un clima disteso e di collaborazione nell'ambito del quale analizzare e risolvere eventuali disservizi e criticità nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. A Cortina continua disperata la ricerca degli alloggi per ospitare le forze dell'ordine che presteranno servizio durante le Olimpiadi invernali 2026. Dopo 2 bandi andati deserti si è aperto un dialogo diretto con gli albergatori. 2 bandi, 2 andati deserti quando mancano poco più di 480 giorni alle Olimpiadi invernali 2026 e una data, quella del 31 dicembre, giorno in cui si saprà quanti alloggi avrà opzionato la Fondazione a Cortina. È una corsa contro il tempo, la ricerca di una sistemazione per le forze dell'ordine che saranno impegnate a garantire il regolare svolgimento dei giochi e la sicurezza di tutti. Un problema che non fa dormire sonni tranquilli, se è vero come è vero che martedì il prefetto ha riconvocato al tavolo i vertici di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, con il presidente provinciale di Federalberghi, il presidente degli albergatori di Cortina, il comune di Cortina, oltre al manager game di Milano Cortina 2026 e il direttore generale della Fondazione Cortina. Si andrà ad raccogliere le eventuali disponibilità da parte degli albergatori, in primis di Cortina ma anche delle zone limitrofe, direttamente dialogando con gli albergatori stessi per quella parte residuale che non è stata riservata alla Fondazione Milano Cortina. 400 posti circa per le forze di polizia in servizio nella zona rossa, cioè Cortina e zone limitrofe, altrettanti nei comuni contermini. Queste le necessità ribadite agli albergatori dal prefetto Rocco Berton. C'è la speranza e la convinzione che attraverso il dialogo diretto con gli albergatori si possa ottenere delle risposte a riguardo. Certo è che il tempo è tiranno e il countdown all'evento a 5 cerchi non prevede alcuna fermata. Bisogna correre o forse cambiare strategia. Nell'ultima riunione si è proprio preso atto della necessità di trovare una risposta urgente perché i tempi appunto sono molto ristretti e abbiamo visto nella Federazione Albergatori di Cortina ma anche provinciale dell'ASCOM della disponibilità ad agire proprio fin da subito per la ricerca di questi posti. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci.